Qualche anno dopo, ovviamente saltiamo, c'è la famosa battaglia di San Luri, combattuta a San Luri fra le truppe del Regno di Sardegna e Corsica, regno che faceva parte della Corona d'Aragona, comandate da Martino il Giovane, figlio del re di Sardegna e della Corona d'Aragona, Martino il Vecchio, e dall'altra parte le truppe del Regno di Arborea, in quel momento comandate da Guglielmo di Narbona. Questa battaglia è il culmine di tutto un periodo di guerra tra il 1354 e il 1420 tra il Regno di Arborea e il Regno di Sardegna. È una zona nevralgica di queste guerre, è senza dubbio il nostro territorio. In effetti qui avevamo una linea fortificata, Castello di Monreale, Castello di San Luri contrapposti, Castello di Marmilla, dietro quello di Barumele, da cui partivano spesso gli assalti. E quando si combatte la battaglia di San Luri nel 1409, dove le truppe giudicali subiscono una disfatta, sicuramente, oltre al nucleo fondamentale della battaglia a San Luri, le truppe scapparono da tutte le parti in rotta e scapparono in questo territorio. E le truppe sia organizzate che in fuga non disdegnano le razzie e i saccheggi nei villaggi. Sconfitto il Regno di Arborea nel 1410, viene assediata Oristano e Oristano, in assenza del re che era in Francia a cercare aiuti, si arrende per mano del delegato del luogotenente del re, Leonardo Cuvello, che firma una resa nei confronti dei catalano-aragonesi, e da questa resa risulta che Bonorzuli è completamente, la parte Bonorzuli, dice il documento, completamente spopolata da oltre 40 anni. Cioè quella parte che all'inizio, nell'XI-XIII secolo, abbiamo visto abbastanza ricca di microvillaggi, dove c'era un castello che controllava un territorio, probabilmente un'attività mineraria nella zona del Guspinese ancora in essere, ormai non è più popolata, tant'è che Leonardo Cuvello, in cambio della firma della resa, chiede, tra le altre cose, oltre a una cospicua quantità di denaro e un titolo nobiliare, chiede anche che i pascoli del Bonorzuli spopolato siano concessi ai cittadini di Oristano. Uras fu distrutta, o comunque subì gravissimi danni, nel 1470, 40 anni prima dell'incursione celebrata o ricordata dall'epigrafe di cui parlerà la collega, da una battaglia tra feudatari sardi. E dunque probabilmente nel 1515 l'incursione di Barbarossa, che verosimilmente ci poté essere, non lo so, ci darà ulteriori elementi la collega, si imbatté in un territorio fortemente destrutturato, fortemente indebolito già da 100 anni di guerre fra Arborea e fra arborensi e catalani, fra la guerra fra l'Alagon e il Carros. Dunque un territorio ormai destrutturato, che aveva pochi villaggi e dove i barbareschi che sbarcavano eventualmente sulle coste avevano facile accesso perché c'erano pochi abitanti, magari questi pochi poi si rifugiavano verso Serseregno Nostramazze. Ciò non vuol dire che il problema delle incursioni barbaresche non ci sia stato, anche perché molti toponimi di questo territorio, io ho fatto un'analisi molto superficiale, ci ricordano questa presenza. Ad esempio sopra il Monte Arci Ismorus, Maurreddus vicino a Morgongiori, Serramoru vicino a Mogoro, Coddus a Barracca e Coddus Armas, appunto, che potevano essere luoghi di guardia contro le incursioni barbaresche, Nuraga Traga Morus in territorio di Furtei, per cui sicuramente il problema esisteva, ma non fu così decisivo sulle sorti dell'insediamento
come magari certa storiografia ci porta a credere. Ringrazio l'amministrazione comunale di Conosco Mazza, in particolare persona appunto del sindaco Alessio Mandis, dell'assessore della cultura, ma comunque tutta quanta l'amministrazione e tutti voi presenti. Allora, prima di tutto una premessa. Io diciamo che mi trovo anche in una situazione particolare, un po' difficile devo dire, a dover parlare di un'epigrafe riguardante il Barbarossa di fronte al professor Emilio Sola Castagno, che è uno dei massimi esperti per la realtà di frontiera, in particolare della frontiera mediterranea e dei fratelli Barbarossa e non solo, quindi mi trovo molto a disagio. E ho l'impressione che il mio intervento, penso quello di oggi, potrebbe anche non essere inserito neanche nella sezione Galeatus, e vi spiego che cos'è. In pratica è la sezione di un sito internet del professor Emilio Sola Castagno, appunto Arcivo della Frontera, un sito bellissimo, visitatelo, che appunto parla della frontiera mediterranea, parla di pirati, di corsari, è veramente molto molto bello. E di conseguenza appunto probabilmente non supererò neanche questa prova, però vabbè, sono qui in mezzo e quindi devo parlare. Allora, poi un'altra considerazione di base, in effetti. Proprio questi giorni sono serviti per presentare questi volumi, Contramoros y Turcos, però una considerazione generale anche sulla storiografia sarda, in particolare. È molto bello che siamo riusciti a realizzare questa manifestazione, però chiaramente per quanto riguarda il taglio storico sulla frontiera, il professor Sola appunto ne ha parlato, anche la rappresentazione, sicuramente dobbiamo fare tanto. E anche queste manifestazioni sicuramente servono a riflettere tantissimo, a riflettere non tanto sulla fiumi di bibliografia che abbiamo in Sardegna, sulla Sardegna medievale e moderna, ma più che altro mi riferisco a un taglio storiografico. E per quanto riguarda il taglio storiografico sulla frontiera, sicuramente, mi corregga se sbaglio il professor Sola, ma siamo fermi ancora agli anni 60. E di conseguenza abbiamo molto da fare. Abbiamo molto da fare appunto per quella tendenza, diciamo, a studiare anche tematiche, anzi non le vediamo più che altro, a studiare queste tematiche da un punto di vista centripeto, cioè guardando dentro noi stessi e non apprenderci all'altro. Quindi, anche citando molte volte una bibliografia internazionale, però di fatto poi non rendendocene conto. A che cosa mi riferisco? Io poi parlerò dell'epigrafe di Serza, eccetera. Però a che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che un fenomeno come quello della pirateria e dei corsari è sicuramente molto particolare da studiare, soprattutto per noi sardi. Quando vediamo per esempio che alcuni sardi, come Assanagà, per esempio, che fu il collaboratore del famigerato Barbarossa che appunto attacca queste coste, era sardo. Quando Radan Pascià lo stesso era sardo e divenne ammiraglio. Quindi sono personaggi particolari, tutto quanto il fenomeno dei rinnegati, cioè persone che praticamente abiuravano alla religione cristiana, prendevano un nome turco, nome arabo e di conseguenza poi portavano avanti queste incursioni. A tutto questo mondo di frontiera che in effetti poi alla fine era fatto anche di occidentali, si chiamavano turchi, mori, ma di fatto erano occidentali che venivano anche ad attaccare le nostre coste. E allora è un campo di studio sicuramente sulla frontiera che dobbiamo ancora riprendere da capo, soprattutto noi sardi, per cercare di vedere in effetti appunto, secondo la lezione che ci dà il professore Emilio Sola, di vedere che in effetti questa attività della pirateria e della corsa non era altro, molte volte, che una via di riscatto sociale all'interno di una società che in effetti era troppo verticistica, troppo piramidale e che quindi non permetteva a certe persone di emergere in qualche modo. E comunque anche connessa con fenomeni di migrazione, con fenomeni di frontiere liquide, di movimento. Quindi un mondo sicuramente molto molto complesso che va ripreso da capo per quanto riguarda la storiografia sarda. Questa è l'immagine dell'epigrafe che vedete anche dall'invito. Allora, quindi non mi soffermo tanto sulla lettura dell'epigrafe, nel senso che comunque dagli studiosi anche dell'Ottocento in effetti è stata letta quasi bene, tranne la data, non so per quale motivo in effetti,
L'Angius e il Martini l'abbiano datata al 1586, al 1546. Di fatto, a vedere l'epigrafe è molto semplice. Si tratta di un'umanistica, ma diciamo che i tratti epigrafici, in effetti le caratteristiche epigrafiche sono state anche studiate e pubblicate proprio recentissimamente dal Mauro D'Adea, e a lui mi riferisco e rimando, diciamo, per quanto riguarda queste caratteristiche. Comunque si tratta di una lettura umanistica, diciamo, che corrisponde grosso modo al periodo di riferimento dell'epigrafe. Non comporta particolari problemi. Comunque, al di là delle trascrizioni, diciamo, dell'Angius e del Martini, in effetti, vi do la lettura. Allora, permetto anche che l'anno 1515 è quello che è stato segnalato giustamente da Barbara Fossi. Allora, scusatemi il mio capitanese, in effetti io sono un po' poco abituata a pronunciare il capitanese, comunque spero che mi scuserete. Allora, l'epigrafe è così come lettura, puoi andare avanti. Il 5 di Arbili 1515 e si stata isfatta Savila de Uras de manus de Turcus e Morus e fu di Capitan de Morus Barbarossa. Quindi, traduco, il 5 di aprile 1515 è stata distrutta la villa di Uras per opera dei turchi e dei mori ed era capitano dei mori il Barbarossa. Confesso che alla prima lettura, in effetti, la prima cosa che ho pensato è, pensando a delle incursioni alle quali poi farò accenno, a delle incursioni alle quali farò, forse è così, le incursioni a cui farò accenno successivamente, del 1509 e del 1514, ho pensato che questa epigrafe, in effetti, diciamo, servisse più che altro per attribuire ad una incursione esterna, quindi ad una motivazione esterna, la distruzione del villaggio di Uras, tenendo conto appunto di quanto detto dal collega Giovanni Serrelli, cioè in pratica uno spopolamento che in effetti aveva cause interne all'isola, veniva invece attribuito ad una causa esterna, e questo serviva probabilmente per chiedere alla corona l'esenzione dai tributi, come faranno i villaggi di Cabras, come faranno anche i villaggi di Siniscola. Questa è stata la prima sensazione, di conseguenza che fosse stata attribuita anche giustamente nel 1515 eccetera, che però in effetti non fosse tanto importante l'incursione. Però andiamo avanti. Qual è questo periodo storico? Siamo nel 1515, quindi in un periodo di regno di Ferdinando il Cattolico, Ferdinando II d'Aragona, che muore nel 1516, quindi un anno dopo l'epigrafe, i cui capitani, dopo aver conquistato il regno di Granada, quindi l'ultima parte della Spagna della Reconquista, superano il mare e si impadroniscono delle principali piazze forti nordafricane, creando una catena di presidi che dal Marocco giungeva fino alla Libia. Notate bene, non si trattava di tutta quanta l'occupazione della fascia costiera, ma solamente di una cosiddetta occupazione ristretta.